Madonne e messeri, volgete a me lo vostro sguardo. Io sono un umile figlio e servo del fuoco. E a questa fanciulla, che ora è solo e nient'altro che uno spirito, che vaga e aleggia danzando, muovendosi sinuosamente come fosse portata via dal vento, senza una meta. È così che vi sto per raccontare la nostra storia. È così che ella danzava nella sua vita mortale, ammaliando ogni uomo che la vedesse. Ma due soli, furono così pazzi e stupidi da incrociare le lame per lei, bensì che nelle loro vene scorresse lo stesso sangue, sangue di fratelli, sangue di figli dello stesso padre, signore e re di ogni terra allora conosciuta. Fu così che lo primogenito, dal cuore di un fuoco implacabile, sfidò lo secondo, dal cuore freddo e glaciale. Lì, sul Monte degli Eroi, fu il teatro della loro sfida e della tragedia. Sì, perché la bella, nel frapporsi per dividere i due, scivolò dal dirupo, che fu la sua vana e inutile morte. Ora l'odio fra i due era inevitabile. Credendo che la morte della loro amata dipendesse uno dall'altro, passò giorno dopo giorno, anno dopo anno, battaglia dopo battaglia, ma nulla placava la loro ira. Il padre, arrivato alla fine dei suoi giorni, decise di chiamarli e nel punto di morte disse loro: voi non siete miei figli, ma bensì siete figli dell'odio. Sono sdegnato da questa assurda faida e per quanto sia immenso il mio amore per voi, vi maledico, sì, vi maledico, che la mia terra, che ora è vostra, sia divisa e spaccato in due lo castello, portandone una parte nella terra dei ghiacci e l'altra fino alla fine del mio regno, nella terra del fuoco. E sia così finché la vostra pace o la vostra morte non li riunisca.
il Signore del Ghiaccio con il suo esercito è entrato nel palazzo del Regno del Fuoco, facendone suo lo trono e dichiarando in catene l'odiato fratello e tutto il suo popolo. Ed io fui costretto ad esibirmi al suo cospetto con l'arte dello sacro fuoco. Trascinato in catene al centro della sala, il mio signore, visto il fratello, sussultò nell'ira più funesta, stracciò le catene e falciò con la spada i soldati, facendoli scappare. Faccia a faccia si trovarono i due. Unica era la giustizia da perseguire, quella divina, un'usanza antica e pagana da decretare lo giusto. E dato che in questa terra si trovavano, che col fuoco sia l'arma.